Siamo live e quindi sì. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. Gli ospiti di questa puntata sono due. Torna Chiara Galeazzi. Eccomi, tornata. Faccio parte dei fortunati che tornano. Esatto, guarda che è un ruolo ambitissimo, quelli che tornano sì. a Tintoria. E per la prima volta un esordiente, Filippo Ferrari. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao a tutti, sono esordiente, un po' emozionato, ma insomma ci sta. C'è Stefano Rapone, quindi l'emozione è comprensibile. Sì, per quello lo dicevo. Ciao Stefano. Filippo fa parte di Tintoria Giovani praticamente. Esatto. È la sua prima volta. Poi se vinci torni. Codice 01 per votare per Filippo. Allora, fatemi restare nella casa. A proposito, Gaemon che ha fatto un tweet che diceva: se arrivo penultimo vengo retrocesso a Sanremo Giovani. Stupendo. Vedi, grande Gaemon che già sta esercitando le sue capacità da stand-up comedian, perché lui ha provato qualche volta a fare stand-up comedy. Credo, almeno questo. Sì, mi sa un paio di volte in Santeria Piccola. In Santeria Piccola a Milano ha fatto sicuramente un open mic, non so se ne ha fatto più di uno. Vedi, grande. Prima di un suo concerto anche, no? L'aveva fatto. Sì, si era fatto aprire da Michela una volta a Roma e poi da Carmine. Quest'estate, infatti ha spaccato Carmine quando ha aperto Gaemon. È stato bellissimo. Castello Sforzesco, poi stupendo, purtroppo non si poteva, cioè eravamo tutti seduti distanziati, non si poteva ballare, non si poteva fare un cazzo, però. Perché se no durante l'apertura di Carmine tu volevi ballare. Perché... Io volevo ballare durante Carmine, ha fatto dei pezzi stupendi. Ha fatto il beatbox come Fiorello ieri, o l'altro ieri. Si prepara a Sanremo anche lui. Esatto. Allora, abbiamo già iniziato a parlare di Sanremo perché io vi ho invitati per un semplice motivo. Io non so niente di Sanremo, su Sanremo, non ho mai visto Sanremo in vita mia fino a quest'anno, perché a casa mia non si vedeva in generale la televisione e comunque non Sanremo, solo che prima andava bene, cioè nel senso quando facevo il liceo, ma anche quando facevo l'università, fino a pochi anni fa, se non vedevi Sanremo, neanche te ne accorgevi che c'era Sanremo. Cioè, poi guardavi il telegiornale e dicevano ha vinto un nome che non conoscevo, e dicevo vedi, cioè, questa cosa che è successa. E adesso invece da un po' di anni, nella mia percezione pochi, non si parla d'altro se non di Sanremo e non c'è nessun altro argomento di cui vale la pena parlare. Per esempio sui social non si parla letteralmente più di Covid, ma proprio su Twitter nessuno parla del coronavirus, mentre prima tutti parlavano, adesso si parla solo di Sanremo. Questo è pure bello che distragga in questo modo per questi giorni. Però ecco, la prima cosa vi volevo chiedere, voi massimi esperti di Sanremo, assolutamente le persone forse titolo che ci prendiamo così, diciamo. Guarda, Tintoria è il podcast che elargisce titoli e voi da oggi siete massimi esperti di Sanremo. Va benissimo. Cambio la descrizione su LinkedIn allora. Esatto, occhio che poi le offerte di lavoro fioccano. Quando è che è cambiata questa cosa? O comunque, quanto è una mia percezione questa cosa? Cioè, quando è che Sanremo è diventata la cosa di cui parlano tutti quanti e si deve parlare esclusivamente di quello? Allora, io sono d'accordo con quello che dici. Secondo me è sempre stato appunto argomento super chiacchierato nei media. Con l'avvento dei social, cioè quindi negli ultimi 10 anni, questa cosa è esponenzialmente aumentata. In più, se ci mettiamo che una volta c'erano solo, partecipava di più una quota Toto Cotugno, la quota Albano, negli ultimi anni si è svecchiato anche il cast e quindi anche le polemiche sono diventate più giovani, dalla vittoria di Mahmood, di cui si parlava tantissimo tipo 2 anni fa, a Achille Lauro. Queste robe qua hanno fatto un po', secondo me, creare questi clash intergenerazionali in cui tutti devono dire la loro, sia i giovani che i loro papà, sui social. E quindi se apri Facebook e Twitter, come dicevi tu, e Instagram, ormai è solo Sanremo questa settimana. Ma infatti anche se tu guardi i siti dei giornali, c'è solo Sanremo, 2 notizielle di cronaca, ma per il resto è solo Sanremo. Qualsiasi cosa di Sanremo va bene, funziona, fa click, e il resto viene un secondo piano. Secondo me, appunto, con i social questa cosa è aumentata tantissimo. Anch'io quando ero piccolo lo vedevo, ma
te ne potevi accorgere davvero la domenica quando vedevi il telegiornale, vedevi chi aveva vinto, no? C'era, anche se poi vabbè a casa mia si è sempre visto. Però sia chiaro, secondo me negli ultimi anni col web non si dica. come sono giovane, c'è questa cosa che si chiama web. No, ci secondo sta, me è un po' così. ci sta secondo che me siano social. Non so se hai visto che c'è sì. una cosa che si chiama internet. Ne C'è abbiamo questa cosa sentito che si chiama parlare. internet, esatto. Allora, secondo me è sia un po' allora, sicuramente la questione social, il fatto che si è iniziato a fare il commento della TV, cioè si è iniziato a usare i social per commentare cose e commentare la TV. Secondo me tante persone hanno visto che comunque aiuta a crearsi anche un po' un audience questa cosa qui di commentare i programmi televisivi, quindi sempre di più lo hanno fatto e tra l'altro sempre meno cioè la televisione è sempre meno evento, mentre prima comunque le prime serate potevano essere delle cose molto importanti, molto seguite da tutti sapevamo esattamente di cosa stavamo parlando. Se dicevo, non so, caramba che sorpresa, non so, è il primo che mi è venuto in mente. Invece adesso praticamente è come se ci fosse rimasto solo Sanremo che prende tante generazioni, perché c'è anche Amici per dire, però per un pubblico molto giovane, Sì. per dire. C'era X Factor ai tempi in cui era in Rai, quando già è passato su Sky il pubblico è cambiato, è un po' diminuito così, però Sanremo è l'eventone di cui tutti sappiamo di cosa si sta parlando. E poi secondo me c'è stato anche un cambio rispetto all'editoria, nel senso che quando l'editoria si è spostata online e quindi ha dovuto iniziare a produrre tanti articoli, avere un appuntamento fisso come quello di Sanremo da commentare, su cui fai praticamente anche 5 articoli in un giorno, è molto comodo. I siti che fanno news sono sempre di più o comunque sono aumentati col tempo e quindi è anche molto comodo parlare di quello e ovviamente di una cosa più ne parli più la gente ne parla, eccetera eccetera eccetera. Però insomma Sanremo ci sono stati anche dei momenti in cui in generale non se lo filava nessuno, ma manco quando era in televisione e basta, quando non c'era internet, quindi ma infatti a quello poi ci volevo arrivare, quanto è stata, poi possiamo pure cercare, se non avete a memoria i dati dello share di Sanremo attraverso la storia, va bene lo stesso. No, però quest'anno si parla solo di Sanremo, parliamo solo di Sanremo, però mi dicono che sta andando male numericamente. Sì. E come è possibile? Sì. Cioè, come si concilia questa cosa che non si parla d'altro che di Sanremo, ma nessuno lo sta guardando, nonostante comunque sia la sera dobbiamo stare dentro casa? La gente cosa sta facendo? Ma io non so cosa stia facendo la gente, ma secondo me il pubblico che guarda la televisione è un po' spiazzato anche dal cast che c'è quest'anno, no? Che è un cast super giovane, super festival milanese, e secondo me è un po'... E poi vabbè c'è una roba, raga, è troppo lungo, cioè non smetterò mai di dirlo, cioè è un supplizio, dura dalle 9 alle 2, cioè, ma secondo me è troppo lungo e poi appunto mancano ovviamente gli ospiti internazionali perché non è venuto nessuno, c'è un cast di persone che magari tipo gente, i miei genitori sapevano che erano 3 immagino, e comunque quella roba lì nasce rivolta a loro, poi ce la guardiamo anche noi, però nasce per il pubblico di Rai 1 e secondo me, cioè io ovviamente sono contento di questo cast, però secondo me pagano un po' questa scelta artistica, il fatto che poi facciano tutto in casa, tornano i vincitori degli altri anni, va a fare i super ospiti, non c'è il momento Nicole Kidman, non c'è il momento Placebo che spaccano la chitarra, cioè è un po' così, quindi secondo me è un po' questo, poi veramente troppo lungo, cioè con questa cosa che non c'è il dopo festival hanno allungato un po' ed è una roba che poi cioè dopo questa cosa non è che falsa anche un po' le votazioni, perché c'è chi si esibisce alla fine magari è visto da meno persone, quindi... Sicuramente sì, c'è da dire che chi si esibisce alla fine il giorno dopo è il primo, cioè c'è sempre una correlazione nell'entrata delle esibizioni, però sì, è veramente lunghissimo e credo lo facciano appunto per una questione di share che appunto poi sì, è per quello, è una questione è impegnativo. Ma mi chiedevo, ma anche i giovanissimi se lo vedono così tanto, oppure magari la nostra bolla che ci fa sembrare che ne parlino tutti, perché non lo so se pure quelli dai i ventenni ieri guardavano qualcuno che streamava FIFA su Twitch. Esatto, cioè la questione è quella, 100.000 persone stavano su Twitch a guardare.
Infatti la cosa buffa è che loro si sono allontanati dal pubblico classico di Rai 1, cioè quello appunto dai 60 in su praticamente. Ma non hanno, cioè, per scegliere poi una parte di popolazione che comunque è più bassa, cioè numericamente parlando, perché di giovani ce ne sono meno, e senza prendere i giovanissimi, però quello secondo me perché in generale la televisione si è anche un po' arresa al fatto che non li riprenderà più quelli, cioè ovviamente le fan di Rama, per dire, sono giovani, quindi lo guardano perché aspettano i Rama e tutto quanto, al netto del casino che c'è stato con lui. Però non povere credo fan. Esatto, poverine. Però non so neanche cioè non credo si guardino tutto l'intero festival, probabilmente vanno a cercare su Google quando si esibisce i Rama, lo televotano a chiodo e poi ciao, tornano a guardare Netflix o tipe che si truccano su YouTube. Io faccio questo, ma infatti non è che... in quanto giovane fan di Rama, tra l'altro. Quindi stai parlando di te. Sto parlando di me, eccomi qua. Non è che quindi ci interessa perché comunque siamo noi che siamo diventati più grandi e quindi siamo diventati noi quelli che guardano Sanremo adesso. Cioè, forse sì. Ma non lo so perché cioè, in parte può essere che ci iniziano a interessare, cioè che magari appunto mentre saremmo usciti in altri anni durante le serate di Sanremo, a sto giro siamo rimasti a casa e quindi lo abbiamo guardato perché lo commentiamo tra di noi, cioè facciamo questa roba collettiva, perché poi la verità è questa, cioè la cosa per cui funziona tanto Sanremo è che si fanno delle visioni collettive praticamente. Sì. Quindi quello funziona. E poi sì, probabilmente noi saremmo usciti cioè stasera, venerdì, uno usciva, non sta a casa, se sta a casa dice vabbè sai che c'è, mi guardo Sanremo per fare trash talk, perché poi è quello, è come tutti quelli che si sono guardati Emily in Paris, solo perché è una brutta serie per poterne parlare male. E il fatto che ci siano tra l'altro dei cantanti tutti bravi, insomma nella stragrande maggioranza bravi, è un problema. Cioè, sì, infatti, ci fossero stati più... Esatto. Quindi... Un paio di cani da poter insultare. Ma però anche mi dicono solo un paio dicono di che cose Renga camp. fa schifo, però io non l'ho mai beccato. Però sai cos'è? Renga. Ho letto brutte cose. Sai qual è il problema di Renga? Che non è camp. No. E alla fine a Sanremo funzionano le robe camp, è come l'Eurovision, un po'. Okay. Cioè, è per quello che ha funzionato. Camp vuol dire una cosa un po'... come dire, esagerata, un po' tipo Albano e Romina, quelle cose lì. Esatto. O Achille Lauro che arriva vestito completo con la tutina trasparente coperta di brillanti, quelle cose lì. E al momento non è che siano successe delle cose simili, a parte Achille Lauro che però dopo un po' hai capito il gioco e ti stufa. E poi vabbè c'è stata la roba meravigliosa che ha fatto Elodie, che però appunto parla a un pubblico della nostra età. Quindi io non so mia mamma se lo vede cosa pensa, non l'ha visto comunque. So che non l'ha visto. Mi piaceva anche la posizione di Rapone, che forse è proprio un momento biologico nella vita degli italiani, cioè che superato una certa età c'hai i doloretti, ti cambia il metabolismo, ti vengono le rughe e ti piace Sanremo. Cioè questo, o ti guardi Sanremo più che ti piace. Io so i cantieri alla fine, qui esatto. la progressione. Devi prendere il Gaviscon prima dei pasti, ti guardi Sanremo, sono proprio cose che ti succedono se sei italiano. Potrebbe essere può essere, sicuramente ci piace di più stare lì a fare i commentini sui social, però io non faccio tanto testo perché comunque più o meno dagli anni 90 più o meno l'ho guardato e da quando c'è Twitter l'ho commentato, quindi non faccio molto testo. E poi ci sei stata più volte. E poi ci sono stata più volte, quindi ho anche questo privilegio, diciamo. E pochissime volte per lavorare, tra l'altro. E cambia tutto poi quando vai lì e vedi davvero... No, quando vai lì è... Ma ecco, di persona assistere a una serata, cos'è? Invecchi di 6 anni? Cosa succede? Cioè a un certo punto guardi l'orologio e dici com'è possibile che mi trovo ancora qui? Io però non l'ho mai seguita da dentro il teatro. Non ho mai assistito a una serata in teatro. Non avete mai seguito? Esatto. Dalla sala stampa l'abbiamo seguita. Ok. Dove invece è tutto...
tutto un chit chat. Sì, comunque un po' il tempo passa, c'è un sacco di gente, si dicono un sacco di cagate, c'è motivo di far passare il tempo. No, in teatro non sono mai andato, però appunto quando poi vai lì a Sanremo capisci tutto, cioè non so come dire, io il primo anno che sono stato a Sanremo per lavoro l'ho visto, ero anche più giovane, l'ho visto e ho iniziato a vederlo sotto un'altra ottica, cioè mentre prima un po' nel mio cuore era l'evento italiano più figo che c'è, passatemi questo termine, quando poi sono andato lì ho detto ma no raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè è veramente no, ma sempre perché poi è molto divertente, però quando vai lì e vedi tutte le cose satellite che girano intorno al teatro Ariston, perché quella settimana il festival è veramente una fetta della torta enorme di, se vogliamo, anche un po' di disagio che c'è a Sanremo, perché ci sono tutti gli imitatori per strada, quindi esci, c'è quello che fa Albano, Liza Minnelli che urla, poi tipo tutte le signore che se tu hai il pass, sul pass può esserci scritto qualsiasi cosa, tipo faccio le fotocopie, faccio i caffè, stampa, loro ti fermano, ti urlano, ti chiedono se hai visto i Rama o se sei Rama, per dire, cioè sì. è una cosa stupenda, è veramente una enorme sagra di paese vista proprio da quando cammini per le strade di Sanremo, è una roba incredibile. Infatti secondo me l'esperienza vera, la vera experience sarebbe andare lì, se potete fate un giro, perché quei giorni Sanremo è incredibile. Sì, c'è è gente vero. che canta ovunque. Ogni negozio fanno un contest canoro in cui infilano il nome Sanremo, tipo la luce di Sanremo, la nuova voce di Sanremo. Ci sono tutti questi personaggi incredibili che arrivano da tutta Italia, perché arrivano ovunque a fare questi contest, così magari dicono sto andando a Sanremo e se la Poi ci raccontano un po' così. poi ci È sono... stupendo, per me è stupendo, è veramente una roba. C'è un posto che non mi ricordo come si chiama, quella specie di palazzetto, però sembra un centro commerciale visto da fuori, dove ci sono tutti vari anche brand con degli espositori e le tipe mezze nude. Non so se sono io. Ti vediamo frizzato, ma ti sentiamo. Esatto, confermo. Quindi non dire cose strane, come al tuo solito. Anche se su Tintoria si può dire tutto. Si può dire tutto. Il Palafiori dicevi, mi sa. Sì, che ci sono tutti questi stand di brand assurdi, tipo ma non lo so, tra un po' delle carrozzerie o del prosecco tipo con l'etichetta super tamarra, stand di radio, web radio che non mai sentite nominare, che hanno ospiti che sono delle, non so, miss di qualche paese vicino. È una roba, un sacco di miss sì, dappertutto, miss dappertutto. Ma infatti è divertentissimo andare lì, secondo me. Ti fa proprio capire che va preso per quello che è la più grande festa nazionale che c'è, secondo me, almeno che va anche. È una grande sagra, è una grande sagra. Però. Allora, è tipo il Fringe Festival, però dove appunto il main event è solo uno, dove tra l'altro praticamente nessuno può entrare, e tutto il resto si trasforma. È un po' come quando vai a Lucca durante Lucca Comics, che non è Lucca, cioè è un'altra città. Mi pare che nessuno... È partita la tua story sotto, scusami. Okay. Era la storia in cui avevi taggato tu prima, che l'ho vista adesso e pum! No, esatto, è una città che cambia completamente, proprio, infatti posso capire perché poi i liguri ce l'abbiano tanto con i forestieri, perché comunque arrivano e fanno delle robe senza senso. Incredibile. Un casino incredibile. Il loro Oktoberfest. Tipo, sì. Infatti quest'anno deve essere molto strano. Deve essere molto triste un po'. Sì, no, beh, poi la cosa allucinante comunque sia del teatro vuoto è stranissimo fare tutto quel carrozzone per le telecamere, deve essere pure faticoso. E poi, vabbè, se invece però al posto delle poltrone ci metti dei bellissimi palloncini disegnati, allora hai risolto tutto quanto e fai zero una figuraccia. La cosa dei palloncini mi è rimasta meglio se è a forma di pene. Esatto. Sì, guarda, fossero stati tutti a forma di pene, avrei preferito. E chi ce l'ha? Ma così erano messo? Alla fine si è scoperto chi l'ha messo. Comunque aveva un genio, chiunque l'abbia messo. Sì.
Ma secondo me ci sono grazie. un po' di persone che si sono attribuite la paternità di questo, di avercelo messo, poi vai a capire chi ce l'ha messo veramente. Una è Perché- Marina Abramovic. Certo, che l'ho disegnato io e io ce l'ho messo. Esatto. Ma poi Guarda, l'hanno tolti i palloncini perché non gli Già piacevano più. ieri, oppure- sì, ma già ieri non c'erano più e poi tipo Fiorello stesso se n'era lamentato comunque prima di dire che c'era quella forma di cazzo, ha detto siamo qua in una situazione elegante, un po' triste, così senza il pubblico, poi vedi sti palloncini e c'aveva ragione perché erano veramente Sì. una tresciata orrenda. Dovevano mettere dei cartonati, tipo presidente di Rai 1, Alba Parietti, i soliti Tutti i delle precedenti vincitori li fai Tutti a i precedenti- cartonato e li stupendo, metti sì. e presentatori anche. Il cast Esatto, dell'Isola dei fatto- Famosi che sta per partire. queste cose. Esatto. Esatto. Tommaso Zorzi. Esatto, guarda, veramente forse gli autori dovrebbero un attimo essere aggiornati, non solo i concorrenti. Sono degli Proprio in ologrammi. questa puntata di Tintoria io offro alla Rai, in questa puntata di Tintoria, quanti autori troverai per il prossimo Sanremo? Gli ologrammi tipo Tupac? Sì. Mollica. Ma ragazzi c'era Mollica, Come Mollica. esatto. C'era Vero, Mollica vero, c'era. incredibile. Ma Mollica è il primo ologramma della Italiano. TV italiana. Cioè, Secondo Non lo me so. sì. Non lo so, forse c'è stato qualcun altro. Chi lo so? Beh, non lo so. Non vorrei googlare Non lo so. ologrammi della TV italiana perché poi non so. C'è non la so pagina cosa- Wikipedia, la categoria. Sicuramente il primo ologramma vivente, perché di solito lo fanno di gente È vero. tipo Vero, Whitney potevano Houston, Michael invitarlo. Jackson. Potevano invitarlo, Forse però gliel'hanno- è stato bello, dai. Ma sarebbe Forse ologrammi gliel'hanno di- tirata però. Non Sì, gliel'hanno ma tirata. infatti io convinto dicendo vabbè è morto, vedi, stanno Però fanno già un sta vecchio male. video. No. Sta male. Sta No, male bene, dopo, non bene, no. sta male dopo l'ologramma, stava benissimo, poi hanno mandato l'ologramma, ha cominciato a sentire un Può dolorino. essere. Ma esatto. Allora, una domanda però a questo punto. Sanremo è sempre stato così, noi diciamo dura troppo, rompe un po' il cazzo, questo l'ho detto io, non abbiamo detto, però comunque sia, dura troppo, c'è tutta questa retorica, ci sono questi momenti seri dove c'era il disabile che gioca a calcio, poi la riabilitazione pubblica di Alex Schwarzer, o Schwarzer, Che non mi ricordo. assurda quella. Queste cose ci sono sempre state oppure prima era un po' più ecco le canzoni, si canta, cioè tutta questa roba qua. Secondo me ci sono sempre, cioè nella storia Devi recente ci andare- sono sempre state, esatto. Devi andare tanto indietro, almeno di 30 anni devi andare indietro per trovare il festival che è solo festival. Solo canzoni. Pensa che le prime edizioni del festival c'erano tipo 3 cantanti che cantavano 25 canzoni. Sì. Ah. Era proprio, Pensa. nasceva proprio come una roba vera gara canora e poi col successo che è aumentato è diventato super show e infatti, cioè, se ci pensiamo comunque ha portato Sanremo, è stato anche palco per un sacco di artisti super famosi, cioè negli anni 90 e 2000, cioè da Madonna. Le Spice Girls sono andate. Tutti i nostri Eminem. tutti i nostri Duran. Eminem. pazzesco. Eminem. Andavano Eminem veramente è bellissimo. tutti. Sono Era andate proprio- le Destiny's Child anche, se non Sì, sbaglio. Britney Quindi- Spears, cioè è stato veramente un palco incredibile. Infatti questa roba qua manca un po' quest'anno. Vabbè, ovviamente, cioè, giustamente non è che si poteva fare diversamente, però secondo me se sfruttato bene anche a livello, no, di ospiti può essere una figata. No, Sì, ecco, tipo, questa cosa qua degli ospiti internazionali, cioè di renderlo... Quando è arrivata? Cioè, quando è che hanno deciso dobbiamo cambiare il nostro prodotto? Non solo cantanti italiani che cantano, ma anche deve venire Tom Cruise a fare Scientology, oppure Ma allora, deve venire... ospiti internazionali in realtà a duetto sono sempre venuti, tipo Louis Armstrong ha fatto Esatto, un duetto, ha se fatto non un sbaglio, Sanremo. cioè negli anni 50, 60, probabilmente anche negli anni 70, il problema degli anni 70 è che non gliene fregava più un cazzo a nessuno di Sanremo davvero, nel senso che facevano vedere in TV una serata e basta, Ok. che non si filava nessuno, per dire. Questa è l'altra cosa che vi volevo chiedere, qual è stato, Sì. quanto la gente si è guardata Sanremo nella storia? Cioè, quali sono stati i momenti più felici o momenti più Gli anni- sfortunati? Forse gli anni 90 sono stati più felici. Più felici, sì, anche secondo me, 90, primi 2000, che sono anche Sì, quelli perché- in cui, se non sbaglio, scusa Chiara, Vai. ricordiamo i primi ospitoni internazionali, ospiti, quindi che andavano lì, chiacchieravano con il conduttore, quindi non in gara,
ma Mhm. è proprio cioè proprio che le discografiche utilizzavano Sanremo come promo degli artisti, cioè come unica data cioè unica promozione italiana degli artisti mega. Cioè, che è stata una cosa fighissima, cioè che alla fine io quando ero piccolo mi gasavo quando vedevo tutte queste pop star a Sanremo. Sì. Sì, no, è chiaro. Comunque sia, Eminem, pure io. Cioè, non lo Eminem, vedevo, però raga. di Eminem. Con Cioè, Raffaella Carrà che diceva che è stato bullizzato da piccolo, poverino, Sì. tipo lo trattava come Sì. un deficiente, poraccio. Sì, stupendo. Cioè, esatto, poi si creavano questi momenti incredibili. Beh, c'era anche stato un momento con chi era? Pippo Baudo con Alicia Sharon Kiss. Kiss, No, con Sharon Stone, a cui dice una cosa tipo: ah, so che adesso hai una figlia, a chi assomiglia di più alla mamma e papà? E lei risponde: veramente l'abbiamo adottata? Una cosa del genere. C'è stato un dialogo di questo tipo. Sì, no, forse anche negli anni '80 andava gente comunque famosa per il periodo. Io ricordo dei video in cui si vedevano gli Smiths a Sanremo, però era tipo, perché poi erano anche fine 80. separato, c'era un Sanremo Casino e un Sanremo più piccolo, Sanremo Rock, una roba del genere, insomma, era anche più satellitare, c'era più roba, invece adesso è tutto concentrato dentro a Sanremo, dentro l'Ariston. Però sì, gli anni 90 sono stati molto felici, cioè gli anni 90 sono anche gli anni in cui è nata la sigla Perché Sanremo è Sanremo, quindi infatti, vabbè, sì. perché Sanremo Che adesso ci canterai, Chiara, no? Sì. Vai. Basta così. Esatto, No, perché sennò poi dobbiamo dare i soldi a Esatto, dobbiamo dare i soldi a Pippo Baudo, se cantiamo questa canzone. Perché, Esatto. perché l'ha scritta lui. Allora, l'ha scritta lui? No, non lo so. L'ha Sì, scritta sì. lui? Ah, veramente? Lui è tra gli... sì, perché è di... Com'è che si chiama quello con cui lavora sempre il maestro d'orchestra? Capone. Pippo Caruso? No. Ah. Com'è che si chiama? Io non Vabbè, sono insomma. distratto, sto cercando tutti gli ospiti internazionali di Però Sanremo. mi chiedevo questa cosa, cioè, c'è sempre questa hype alla fine negli ultimi anni su Sanremo, no? Poi comincia e poi è un brutto programma, cioè c'è sta Amadeus che fa le cose con Fiorello, però noi lo vediamo e diciamo, vabbè, insomma, quest'anno le canzoni, cioè, alla fine sono giovani come più o meno noi, però i presentatori no. No. Cioè, No. ci deve stare forse questo passaggio ancora, cioè l'ultimo, cioè quando ci sarà, secondo voi, se ci sarà, oppure un presentatore che magari parla anche a questa generazione, cioè la nostra almeno, o È anche in quella difficile più giovane? È difficile che arrivi un presentatore giovane a Sanremo, cioè devi anche considerare il fatto che comunque è veramente il programma più importante d'Italia, quindi ci sta che ci sia un presentatore o una presentatrice di esperienza. Anche se poi mi chiedo, ma tipo la Simona Ventura quando l'ha presentato, Sì. quanti anni avrà avuto? Secondo me era più giovane di quanti anni ha adesso. Io credo fosse il 2000, nettamente più giovane. Primi anni 2000, no? 3, Sì. 4, 5. Era credo gli anni dell'Isola dei Famosi, quegli anni là. Sì, quegli avrà anni avuto spensierati. dai 35 ai 40. Allora, intanto se googli so. Simona Ventura Sanremo, c'ha il ti esce che c'ha il Covid. Sì. Perché oggi doveva essere ospite, e invece... Ha fatto Sanremo nel 2004. Ok, e lei è del... vediamo un po'. Simona Ventura è del 65. 65. Aveva 39 anni. Mazza, No? che giovane. Oddio, io non sono tanto capace di fare i conti, l'ho detto un po'. Giusto. Che giovane. Okay. Sì. E giovanissimo. Io questo mi chiedevo, io neanche sapevo che c'erano state conduttrici donne di Sanremo, davo per scontato che fossero sempre stati tutti uomini. Clerici, la Carrà, poi in precedenza la Goggi, indietro, e poi il mio certamente sempre. Certo. La prima naturalmente nei Deiotti. Uno dei miei Sanremo preferiti, in cui c'erano però uomini e donne, che era quello dei figli di. Adoro. Madonna, che incredibile. Ragazzi, allora io non so niente, sono una bestia, non voglio insegnare niente a nessuno, ma vi chiedo solo di recuperare dei pezzi del Sanremo dei figli di. È una roba incredibile. Tipo Sanremo 1989. Adesso vi leggo il cast bene. Nel Sanremo del 1989 hanno optato non per far condurre a un conduttore, ma per prendere dei figli d'arte.
e fargli condurre il ottima festival. idea. E quindi c'era ottima idea, e quindi c'erano Rosita Celentano, Paola Dominghin, Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi, altri due che non so come si leggano. Che però non erano figli degli altri due, cioè No, figli erano questi 4. Erano questi 4. Figli di Loredana, come si Figli dice. di Loredana, esatto, ed erano scarsissimi, ma scarsissimi, tipo che sbagliavano tutte le canzoni, tutte le intro. Scarsissimi. Per me hanno fatto il giro, diventa Sanremo migliore della storia, perché è una roba incredibile. Li vedi proprio messi lì che dici, boh. Ma dichiaratamente hanno detto proviamo a fare sto Sanremo dove mettiamo i figli di... Oppure sì, dicevano questi sono bravi però erano raccomandati. Non so no, era proprio il Sanremo dei figli di, cioè credo che non era una roba di raccomandazione, ovvero mettiamo loro perché sono figli di, ma proviamo l'esperimento figli di, esatto, dichiarato, quindi figli di Celentano, figli di Anthony Quinn, ed erano tutti scarsissimi, giovanissimi, inesperti, ed è stato stupendo, è pieno, ci giuro, ci sono dei video su internet, e quella roba è piena di errori, sempre, di lettura, che non capiscono, che si guardano, è incredibile. Ed io provo un grande affetto per i figli di in generale, secondo me dovrebbero rifarlo. Sì, dici che ogni tanto sbagliare apposta un Sanremo. Ma sì, ci sta a far ridere, potrebbero mettere, non so, dei figli di Albano, il figlio di Bettarini Ventura, esatto, cose così. Santiago De Martino Rodriguez. Martino che è ancora piccolo, ma si farà. Robe così io farei. Teresa Cherubini, esatto. Ne abbiamo. Ne abbiamo tantissimi. Sì. Cristian Totti e Chanel anche. Chanel secondo me sarebbe bravissima. Cioè, adesso lei è ancora piccola, ma sarà bravissima. Forse Isabel quando cresce ancora di più. Isabel è meno timida di Chanel. Se seguite la madre è la conduttrice di reality migliore che ci sia per quanto mi riguarda, che cazzi ai concorrenti. Sì, stupenda Ilari Blasi, veramente. Una fuori classe, veramente. Allora, se volete, c'ho una lista, non ho trovato la lista completa degli ospiti internazionali, però c'ho comunque sia una bella lista di 15 esibizioni indimenticabili. Questo è sul Daily Best. Articolo di Simone Stefanini, diciamolo perché... Sì. E salutiamolo. Allora, Whitney Houston nell'87, Madonna l'avevamo detta nel 98, i Kiss nell'81. Ammazza, 81. Grace Jones nel 78 ha fatto la Vie and Rose. Nell'87 gli Europe hanno fatto The Final Countdown, che è strano. Canzone più da Sanremo della storia. Di solito chiamano a fare altro. Sì. E poi ci sono stati Take That, i Rem, che vedi erano a vedere, i Placebo l'abbiamo detto, i Duran Duran nell'85, i Depeche Mode l'anno dopo, nel 96 David Bowie. Che sì, è vero. E poi mi dicono gli Smiths nell'84, i Queen e i Blur. Cioè. Sì. È una bella lista di ospiti internazionali, ne mancano tantissime, Sì. Queste sono un po' di chicche, però vedi che bel festival che abbiamo, e io non l'ho mai visto, chissà dov'ero. Ma sei sempre in tempo, ogni anno lo fanno, sei ancora in tempo. Ma faccio in tempo a vederne tantissimi. Stasera dovresti guardarlo, stasera dovresti vedere. Domani, guardalo domani. Quest'anno lo sto guardando proprio solo per fare questo podcast qui. Ho detto, fammi così ho qualcosa da chiedere. Cosa dovrò dire? Esatto. Ma per esempio, un'altra cosa, il metodo di valutazione è sempre stato questo, no? Cioè, quando è che si sono inventati la parola demoscopica? Perché è una parola inventata dal festival, non è italiano. Ma forse la demoscopica viene usata mai prima o dopo il Festival di Sanremo questa parola? Forse la demoscopica è una di quelle che esiste da più tempo come giuria. Ed è ancora quella. Era un concetto un po' tipo, io mi ricordo, mio fratello ha fatto parte di una giuria di Sanremo perché era tornato con dei piatti da pizza di Sanremo, cioè con soprascritto Sanremo, una roba del genere. Pensavo che dopo aver comprato i piatti hanno detto tu sei l'uomo, tu sei il nostro giurato. Esatto, ne hai presi abbastanza, puoi venire a fare il giurato. No, sì, perché mi sa che l'intento era un po' mimare la questione Auditel, cioè prendiamo la popolazione più varia, il campione più vario possibile di popolazione e facciamo votare a loro. Forse la cosa più recente è sicuramente il televoto che hanno inserito. Che però credo che la demoscopica ci sia da un sacco di tempo, non ne sono certo, però credo che sotto varie forme ci siano sempre stati dei gruppi di voto sparsi per l'Italia
Ok. Non saprei dirti con esattezza quando sono nati, ma secondo me molti anni fa, tipo anni 70 o 60, però devo controllare. Però mi conferma, voi avete mai sentito la parola demoscopica fuori da Sanremo? Questa è una No. domanda mia sincera, perché ho mai sentito dire... Forse c'è il nome di un'agenzia che fa statistiche che si chiama Demoscopica, una roba del genere? Questo potrebbe darsi. Non lo so, non sono sicura. Però E- sì, no, al di fuori usato in una frase solo se c'è anche la parola Sanremo dentro. Non in esatto. coppia. E questo sistema di valutazione frammentato, adesso anche col televoto, quante volte ha fatto poi rosicare? Cioè, adesso penso a Ultimo che ha rosicato piuttosto apertamente, ma ci sono casi di cose tipo, ma quell'anno era truccato. Beh, l'anno quello di Elio e le storie tese hanno detto Siamo più tempo. volte. Purtroppo lì mi sa che sicuramente non è colpa del televoto in quel caso. No. Sicuramente Che cosa è successo? Io non so niente. Di Non si Tenco può e di dire. Elio. No, Tenco- l'anno di Elio, di Tenco lo so, no, di Tenco lo so, no, ok. vabbè, adesso lasciamo No, nel stare senso Tenco. che Elio e le storie tese erano andati con La terra dei cachi, che era canzone strafavorita, ma arrivarono secondi Sì. dietro Ron. Nietta. Che anno Ron. era? Secondo me Ron. Ron e non mi ricordo chi era l'altra, una coppia. E Era Sanremo misero 96. cioè misero in giro la voce che era truccata, non loro, che cioè si diceva Ron che e Tosca, sì. Ron e Tosca dicevano che era truccato, che in realtà avevano vinto le storie tese, ma non volevano dargli il premio. Perché erano troppo frivoli. Esatto, che erano Pensa troppo come giovani. cambiano le cose. Ogni anno poi c'è sempre un po' la polemica, no, dei voti della sala stampa, i voti che alla fine non coincidono quasi mai i voti della Demoscopica e quelli della sala stampa. Grazie a Dio, perché comunque è giusto anche, no, che ci sia un po'... No, certo, però ieri sera io l'ho visto tutto e alla fine in cima alla classifica c'era Ermal Meta, io ho detto ma questi che cazzo hanno sentito? Cioè, eppure, nel senso, contentissimi per Ermal, che salutiamo, figuriamoci prossimo. Ermal Meta piace tantissimo. Piace un casino. C'è una fanbase agguerritissima che su Twitter, se tu scrivi beh, arrivano in 10.000. Ha moltissimi fan e quindi credo, insomma, piace. Io la canzone non me la ricordo ancora. Però vedo che sta piacendo un botto, sì. Sì, No, diciamo che c'è la questione che i voti della Demoscopica quasi mai corrispondono a quelli della sala stampa e molto spesso nessuno dei due corrisponde a quali pezzi effettivamente avranno successo. Cioè, quelli della Demoscopica praticamente quasi mai. Quelli della sala stampa anche lì spesso non corrispondono tanto perché magari sono scelte molto più sì, cercano alte. Di fare la scelta un po' più altina. Adesso si stanno un po' regolando, mi sa, le scelte della sala stampa sono anche più pop o comunque più particolari. Fanno i giovani. Ma voi da quando ci sei tu nella stampa. Esatto, voi siete stati parte o siete parte di questa sala stampa di cui stiamo parlando adesso? O... No, io no. Io in realtà sono andata, non ho mai votato. Eri come cameraman. Andavo come disturbatrice, andavo a rompere i coglioni agli altri giornalisti e basta. No, io sono andato quest'anno non voto, anche se si poteva votare da casa, ma forse lo fa qualche mio collega, non io. Comunque, gli altri anni invece che sono andato, invece sì, ho votato e ci danno un telecomandino, voto segreto, tu alla fine di ogni canzone metti un voto in questo telecomando che ha un codice, poi glielo consegni in busta, mega chiuso, tutto mega cioè, super controllatone. E metti un voto che va da un range da 1 a 10, okay. Sì. E su ogni serata lo fai, mi sembra. Sì, e poi ogni anno cambia. Appena voti ti giri dai colleghi e le colleghe a fianco a dire guarda io gli ho dato 7, cioè immagino sia un voto segreto molto finto. Sì, in realtà tanta gente non vuole dirlo, perché sì, non vuole, però alcuni lo dicono palesemente, altri no.
Qui devi stare super attento però alle canzoni, cioè non è che Sì, diciamo che bisognerebbe stare attenti, anche se poi è un po' un casino, però sì, si cerca di stare attenti ovviamente, anche perché poi vabbè, non tutte le sere si vota, mi sa, quindi poi No. tipo hai tempo di sentirle un po' di volte prima di dare poi il voto. Però ogni anno cambia questa roba, quindi non è che non ho un Sì. ricordo lucidissimo di questa votazione, perché ogni anno cambia un po' la modalità, c'è sempre qualcosa di diverso, quindi non mi ricordo solo questo telecomandino con cui si vota. E quanto è importante vincere Sanremo? Nel senso, è bellissimo il prestigio, quello non lo metto in discussione, è una bomba da paura, però poi quanto ti cambia la carriera vincere Sanremo e quanto influenza l'andamento di una canzone vincere? Perché tipo voi avete detto che la Terra dei Caghi ha perso contro Ron e Tosca e non sapremo mai il titolo della canzone. Sarà stato Vorrei incontrarti fra cent'anni. Vedi? Che comunque cent'anni. Dai, che la sai anche te, Daniele. Pensa al mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri. Purtroppo non la conosco. 3 milioni di occhi neri. Sì, dai. C'è un premio in Vildanaro per chi vince Sanremo? Non credo. Come si chiama la statuetta? Quella varrà qualche soldo. Quella sì, la fai fondere. La squagli, esatto. Su eBay. Se Sanremo si aprisse alla trap, un trapper vincesse Sanremo, poi se si squaglia la statuetta. Sì, si fa una roba che gira lo prende alla collana. Esatto, si fa gli incisivi, una placcata. Quanto ti cambia la carriera vincere Sanremo? Allora, dipende molto da caso a caso. Secondo me anche vincere non è sinonimo di mi cambierà la carriera, perché ci sono pezzi che hanno vinto e che poi non hanno cambiato la carriera di nessuno, ovvero sono rimasti un po' lì cristallizzati in quella roba lì. Però, per esempio, prendi Mahmood, lui ha vinto e sicuramente Soldi sarebbe stata una hit incredibile lo stesso, però la vittoria l'ha fatto andare all'Eurovision e quel pezzo poi è esploso. Quindi poi dipende molto da caso a caso. Se un pezzo è figo va bene anche se non vince, ovviamente. Cioè, secondo me la vittoria è una roba prestigiosa comunque nel mercato italiano, che comunque ricordiamoci che parliamo di un mercato che è grosso così, cioè proprio è piccolissimo, quindi vincere Sanremo non è che ci sono tante cose da vincere in Italia. Quindi vincere Sanremo ti dà un po' uno status che un po' l'hai fatto, però insomma cambiare carriera non lo so, però sicuramente un riconoscimento importante, e se vinci Sanremo tutta Italia sa chi sei. Sì, considera che poi ci sono quelli cantanti arrivano, non so, come gli Stadio e vincono Sanremo. C'avevano bisogno di vincere Sanremo? No, per cui a loro non cambia niente, mentre invece a un giovane, a un quasi esordiente, ma anche come a Diodato, no? Che comunque esatto. Era famoso, era conosciuto, ma non era conosciutissimo, è diventato mega famoso vincendo l'anno scorso. Con però il grosso limite del fatto che lui, poraccio, non se n'è manco potuto godere questo successo. Non tanto, no. È un po' come succede con i reality. Esatto. È un po' come succede con i reality, dipende tutto da cosa fai dopo. Infatti, cioè cosa succede dopo la vittoria, perché se tu dopo la vittoria c'hai solo un brano e c'hai solo quello lì con cui hai vinto e gli altri sono un po' così, non funziona tanto, cioè è una roba da cavalcare bene. Infatti, guarda Rocco Casalino come ha fatto, non ha vinto, però se l'è giocata molto bene, direi. Esatto. Ma anche invece Cristina Plevani, ma anche Angela Melillo alla talpa. Esatto. Guardala. Li salutiamo tutti e tre, prossimi ospiti di Tintoria. E da quanto tempo chi vince va all'Eurovision? Da pochissimo. Siamo tornati, noi con l'Eurovision abbiamo un rapporto particolare, perché siamo stati anni e anni e anni senza andare. Gli ultimi partecipanti all'Eurovision, se non sbaglio, sono stati i Jalis. Ma infatti... No, i Jalis non sono andati. Poveri Jalis. O dovevano... Allora sono stati gli ultimi, perché non mi ricordo se erano stati gli ultimi o se con loro è finita quella cosa lì. Sono andati e con loro è finita. Okay, controllato adesso. E poi siamo stati 10 anni senza andare. Siamo tornati tipo nel 2000 non lo so. Siamo tornati tutto qualche anno fa, perché... 7-8 anni fa. Sì.
Vai. Tutto questo perché se il paese che vince l'Eurovision deve poi organizzarlo ok. e la Rai non voleva organizzarlo. No, perché Madonna, Per cui ha sta- detto non mandiamo nessuno. Questo, Sì, se così. posso fare una metafora calcistica, è come le squadre di Serie C che poi quando devono salire in Serie B e devono Non farsi c'hanno. il mercato per la Serie B dicono che ci vendiamo tutte le partite perché non possono rifare lo stadio. Uguale, Esatto. perché uno pensa che l'Italia potrebbe organizzare un evento, lo affidi a No. Bertolaso e via. L'ultimo Eurovision che hanno fatto qua, se non sbaglio, non vorrei dire una minchiata, adesso poi lo controllo dopo che l'ho detto, se non sbaglio 91, e i conduttori italiani erano Toto Cotugno e Gigliolona Cinquetti, se non sbaglio. Ma sono gli unici hanno ad averlo partecipato. vinto. Che hanno ad aver vinto l'Eurovision. l'Eurovision. Sì, Ah, sì? sì. Toto Cotugno, Sì. figurati se non aveva vinto anche l'Eurovision, veramente. Con Sì. una Corazzata, canzone minore, diciamo, però... veramente. Consiglio per chi dovesse organizzare un viaggio, andare a Stoccolma, al Museo degli ABBA, dove c'è anche un piccolo museo dell'Eurovision. E tu ci sei stata? E io ci sono stata. E Non hai anche una visto la maglietta parte incredibile. degli ABBA? Io avevo la maglietta degli ABBA, anche presa allo shop. Il Museo degli ABBA è stupendo. Beh, Basta. immagino. Più grande gruppo pop della storia, forse dopo Esatto. appunto i Jalis. E... Ma invece chi arriva ultimo, cioè, che viene dimenticato oppure... Vasco è arrivato ultimo, Vasco Rossi ribadiamo. è arrivato. Diciamo che sì, No. una volta, forse negli anni 60, quando erano molto... ci poteva rovinare una carriera, un'eliminazione da Sanremo, Adesso no, Cioè, secondo se me uscivi no. presto da Sanremo, il discografico ti diceva tu non- Sì, tu non ce l'hai. adesso no, dipende dal pezzo. Ci sono pezzi che arrivano in fondo, però vanno benissimo lo stesso. Esatto. Sì. Beh, io tipo... L'anno scorso chi era quello che è arrivato ultimo? Che c'è quello che c'ha sempre la stessa faccia in tutte le foto. Allora, Sì, il cantante di Amici, il tenore Sì. di Amici. Aveva fatto sì, ho capito. Non mi ricordo il nome. Sanremo 2020. Ha fatto tipo un post in cui diceva non mi votate i fan, non votatemi, chiudete gli occhi, ascoltate solo la canzone, non c'è bisogno, perché sapeva che era ultimo comunque. Un romantico. quindi No. Ha messo questa cosa. Allora, ultimo è arrivato Ricky, sì, Ricky. Che salutiamo. Però Ricky è un altro, non è quello che viene Non è sempre uguale lui? nelle foto. Tu dicevi Alberto Urso, Chiara. Alberto Urso. Allora forse era sì. quest'altro, sì. Sì, ma tanto nella classifica dell'anno scorso, dai, c'è Elettra Lamborghini al 21 su 23, di cosa stiamo parlando? Non Era un pezzone esiste, quello. cioè, Non è esiste. andato in radio dappertutto, no, ma È infatti stata non un po' la penso- nostra hit, no, Chiara? Anche di quest'anno, Sì. forse. Sì. Non l'abbiamo sgasata per bene nel 2020, No. ce la portiamo dietro. I poteri forti... Ma Non ce l'hanno quello permesso. per esempio pure ieri alla fine classifica c'erano i Comacose bassissimi e invece a me la loro Sì, canzone su Spotify piace. poi stanno andando benissimo, il pezzo è figo. Sì, Ma poi- anche con la Pesce di Martino, contemporaneamente è tra gli ultimi posti di Sanremo e prima come streaming in radio, quindi cioè non vale fino a un certo La punto. demoscopica non capisce un cazzo. dai. Capisce un cazzo, la Ma quindi chi demoscopica. sono La gente adesso non i, capisce un cazzo. i favoriti? Chi sono? Ermal Beh, c'è Meta, Ermal Meta in testa da 2 sere. Vediamo le classifiche provvisorie, commentiamo la live. Tra l'altro poi vi volevo chiedere, voi cosa sapete sui Comacose? Perché a me sembra che le loro esibizioni a questo Sanremo sono la cosa più romantica che abbia mai visto in vita mia. Cioè loro che si guardano negli occhi e si amano tantissimo, a me sembra che lui si è innamorato di lei in un modo incredibile. Io sto là davanti alla televisione a fare che bello. A me piacciono tantissimo, Sì. mi piace la canzone, la loro attitude, belli tranquilli, paciarotti, sereni, non vogliono strafare, educati. Mi piacciono un Sì. sacco, il pezzo secondo me è figo e anche il video è bello, c'è un'idea. Quindi secondo me loro era un po' la consacrazione che si meritavano loro, perché comunque hanno fatto delle hit loro, Sì, certo. sì, Però sì. in un giro piccolo. In un rispetto giro a sì, quello un po' di più Sanremo, young, quindi esatto. se lo meritano, sì, sono super carini. Che Sì. è bello quando vanno le coppie Quando vanno le Sì, coppie io amo le che coppie. sono le coppie anche nella vita. Sono Sì, è sempre bellissimo, belle. è bellissimo. Coppie Ne migliori abbiamo quali troppo sono, a poche. parte i Jalis. Albano ma e poi- Romina. Vabbè, una Poi loro Romina. hanno scelto di guardarsi negli occhi come cosa, l'ho trovato una cosa, cioè non dici tanto il pubblico non c'è, ci guardiamo noi, si fanno Sì. le faccine, i sorrisetti, io sto facendo, mamma mia, l'amore, quello vero. Sì. Sì. Molto Alejandro bello. Baldi, Alejandro Baldi, Stacco. Francesca Lotta, tutte queste Esatto. coppie io le amo. Stacco Camerino, sei una stronza! Esatto! Sarà Piatti merda, rossi. ti Aspetta, odio! ma è vera questa cosa? Nei commenti dice erano i miei coinquilini, chiedetemi tutto, sono stato io il cupido. Ma io Sì. dove li vedi? Ah, che idiota. Ma Sì, ne è vero li questo. vediamo anche noi? Ah, sì, Sì. sì.
È vero o Millanti, Pietro? Ah, No, è Pietro vero. Nicolaucic, È ma vero, vera ne questa cosa? abbiamo parlato con Pietro, lo sapevo, Pietro Nicolaucic, forse il supporter più assiduo di Tintoria, però sì, me l'aveva detta sta cosa, Ah, che effettivamente era Ecco, coinquilino. adesso io non riuscirò a levare gli occhi dai commenti. Infatti vi non dico dovevamo una cosa, dirlo, vedi? ci sono grazie a Pietro Nicolaucic. Nicolaucic. Non credo, Grazie, non credo Pietro. che sia andata così. Dice così lui. Grazie Allora, Pietro. quali sono... Ognuno, diciamo, ha la narrativa che vuole sulla sua vita, diciamo così. Esatto. Poi, Quali sono la le altre narrazione, grandi scusate, coppie di quali sono le altre grandi coppie di andate a Sanremo che si amavano? che si si chiamavano chiamavano anche fuori. Sì, non i duetti uomo-donna, proprio duetti uomo-donna che Vabbè, facevano... i Jalis e marito e moglie. Albano e Romina sono stati marito e moglie, poi altre coppie, coppie di marito e moglie. No, ricchi e poveri non si amano tra di loro. Attenzione, questo effettivamente quindi tutto merito di Pietro. Sì. E scusa, dove hai conosciuto lei? Vogliamo sapere Ruggeri, questi Andrea dettagli. Miro, dice Vittorio Iacobelli, ha ragione. Ma hanno cantato insieme? Io Sì, vi ricordo avevano- lei che ha fatto la direttrice d'orchestra, ma non ricordo... Sì, però erano andate insieme. Forse un anno avevano... Sì, lei è direttrice d'orchestra, non la ricordo anch'io. Beh, comunque tiriamoli dentro. Ma sì. Sì, esatto, sul carro della gente che si è amata a Sanremo. E poi chissà quanti non ne sappiamo. Esatto. Cosa succede in quei camerini? Esatto. Esatto. Quanti amori sbocciano a Sanremo, quanti amori proibiti anche sbocciano a Sanremo. L'anno scorso l'hanno menata tantissimo con Diodato e la Levante, perché sono ex fidanzati e continuavano a dire la canzone di Diodato è dedicata a lei in realtà. Queste storie lì. Questo è il rumore dei giornalisti. Se entri nella sala stampa di Sanremo tutto il tempo. Chi fa gne più forte, la gara che gneggia più forte. Niente, io ho la tosse, ma mi tampono comunque una volta a settimana, quindi sempre positivi tamponi. Ma così, per sport? No, perché per lavoro non posso dire niente, facciamo questa scenetta. Rapone è frizzato. Ah no, scusa, No, sono io. No, è solo molto fermo. Stavo leggendo i commenti che si stanno scatenando i commenti, però così. Ho visto, però io... No, perché poi ti mettono tra persone che si sono amate nella vita vera, Tozzi, Leali e Ruggeri. Sarebbe stupendo. Stupendo. È un matrimonio mormone. Mi ha ucciso, ti giuro. Cosa ne pensi dei giardini di Miro? Mi chiedono assolutamente niente. Dei giardini di Miro, ma né nel bene né nel male, purtroppo non li ho mai frequentati. Se non sbaglio, Max Gazzè sta con tutta l'orchestra. Che ieri tra l'altro c'è stata questa cosa che Gazzè si è portato Daniele Silvestri e altri membri della band, e Daniele Silvestri che non è stato riconosciuto da Amadeus all'inizio e poi alla fine invece ha ringraziato solo Daniele Silvestri senza ringraziare la band e Giuri Savia. Dai a ride proprio. Erano tanti. Allora vi volevo fare in realtà un po' di domande a questo punto su come si migliora il festival. È andato via Rapone. Come si migliora il Festival di Sanremo secondo voi? Secondo me non si migliora. Ok. Cioè, il Festival di Sanremo è quello che è. Nel senso è quello che è, bisogna prenderlo così. Ogni anno ci lamentiamo, ma tanto va bene così. È quella roba che non deve essere neanche perfetto per essere Festival di Sanremo. Una piccola miglioria da parte mia. Un po' i tempi. Troppo lungo. Si migliorerebbe accorciandolo. Troppo lungo, sì. Già quello sarebbe. Cioè, quest'anno è veramente invivibile. Ma anche meno cantanti. Cioè, 26, non è che dobbiamo tirarli su tantissime. No. Cioè, non è che dobbiamo sollevare le sorti della discografia con Sanremo, non funziona così. È che quest'anno ha avuto un po' questo, l'hanno utilizzato un po' così invece, perché non avendo fatto un cazzo nessuno, sono andati tutti. Cioè, hanno cercato di prendere, sì. Cani e porci. No, però insomma ci sta se fai un'edizione così, però appunto se hai 26 cantanti, magari non mettere
10 gag di Ibrahimovic, tra l'altro, cioè, Sì, ecco, che non è un che attore. gag, tra l'altro, che Manca gag. proprio lo spettacolo, manca, cioè da quel punto di vista non c'è proprio Manca la stand-up comedy, diciamolo, e io lì volevo arrivare. Come si migliora? Guarda, Con tutti i monologhi di stand-up. Posso dire, comunque gli anni in cui c'è stata la comicità, a volte criticata, a volte no, così, però comunque bene fa a uno spettacolo che ci sia un momento comico, ci sta che ci sia il momento commovente. Quest'anno, cazzo, tutto un pathos totale sempre, tutto il tempo, quindi cioè, calma. Anche meno, sì, Anche sì, meno. sono d'accordo. È vero anche che in una situazione come quella di quest'anno avere un comico non è semplicissimo, senza pubblico. Quest'anno è impossibile, ci potevi mettere Lundini, guarda, ci potevi mettere Lundini che fa le sue cose da oppure cyborg, mettere le cose girate. poi lui è. A me è una cosa che colpisce sempre che non ci sia niente girato fuori, cioè fai delle cose finto backstage che poi in realtà sono registrate giorni e giorni prima, cioè fai degli interventi un po' pazzi, soprattutto in un'edizione in cui purtroppo il teatro non lo puoi sfruttare più di tanto perché non c'è il pubblico, è un costo, è vero, mai, quella roba lì mai. Pochissimo, ma mai proprio. Beh, perché quindi comunque le esterne non le potevano fare, no? Cioè immagino fosse... No, immagino fosse complesso, in più comunque è un costo perché anche devi far venire della gente in anticipo, però insomma non è che sui soldi a Sanremo tengono le braccine corte di solito. Cazzo, se lo fanno andare avanti fino alle 2, almeno che raccattino un po' di pubblicità, perché non so, cioè, almeno questo, il budget. Sono rifiutati la nostra di Tutti a casa. Sì, guarda, veramente. Alla fine l'hanno rifiutata? Sì. Perché la sta salutando? Che devo andare via. Ma come? Sì. Ma dove vai? Abbiamo iniziato... Fai giri, Dici dove? Che ti dicevo ieri. Ok. Mobili, cose. So. Va bene. Quindi va bene. Ciao, ragazzi, ciao. Buon Ciao. proseguimento, ci vediamo. Ciao, baci. Vado a Sanremo. Ciao. Ciao. E allora a questo punto non so, cioè Chiara lo sa, Filippo probabilmente non lo sa, Tintoria è il podcast della legalizzazione. Ma meno male, cioè. Un ingresso a gamba tesa di un altro tema. Questo podcast, no, però adesso vediamo, promuove la legalizzazione delle droghe leggere in Italia. E prima io chiedevo agli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione, poi questa domanda ha smesso di soddisfarmi perché tutti pensavano le stesse cose, quindi ho cominciato a chiedere agli ospiti se si facevano che rapporto hanno con la marijuana. Invece oggi vi vorrei chiedere, poi se mi volete dire che rapporto avete con la marijuana lo potete dire, questo è il podcast giusto, ma che rapporto c'è tra Sanremo e la droga? Ci sono storie di droga leggera o pesante, diciamo leggera, legate a cantanti a Sanremo, scandali di droga a Sanremo, momenti droga a Sanremo? Perché io mi immagino di no, essendo comunque sia un prodotto Rai italiano, immagino che poi mai ci sono stati pure momenti di droga o persone drogate sul palco di qualsiasi droga. Secondo me quello è proprio un mondo che non è mai neanche trapelato. No, non credo neanch'io. No, di scandali usciti no, poi che secondo me che girerà pure qualsiasi sostanza da quelle parti. Diciamo c'è stato l'anno scorso tutta la gag tra Morgan e Bugo, poi stando agli stereotipi è facile che magari una canna di troppo qualcuno se la sia fatta, diciamo così. Sì, sto pensando se c'è qualcuno salito sul palco chiaramente intossicato, non so come dirlo in altro modo. Non mi viene in mente nessuno. Non mi viene in mente nessuno. C'è qualche nome che viene detto nei commenti, ma non lo ripeteremo. Persona che però ne ha parlato anche. No, certo, è chiaro che persone che nella loro vita hanno fatto uso di sostanze, però ecco poi allora di sicuro, come dice, cioè lì c'è un riferimento che però la storia di Achille Lauro e Rolls Royce è una roba di Striscia la Notizia, quindi diciamo che il caso Isola dei Famosi ha portato la droga, non c'è mai stato a Sanremo, a meno che sappia io. Il caso quando Wenger accusò... Esatto. Chi è che aveva accusato? Aveva accusato Francesco Monte. Wenger aveva accusato Francesco Monte deve essersi fumato una canna prima, voglio dire... Nell'albergo prima di iniziare l'Isola dei Famosi. Una roba che era stata mega ingigantita, ovviamente, perché di cosa stiamo parlando? Cioè, ma poi che accusa è incredibile. Ma no, ma infatti... Che cazzo esatto, ma che accusa è?
E questo non è mai successo. No, che sappia io, no, magari è successo, No. ma non credo. Cioè, non... Vedi, non è mai Ovviamente. uscito. Immaginavo, però magari, capito, potremmo vedere. Non c'è mai stato Bob Marley ospite a Sanremo, vero? Non credo di no. Perché Non credo. poteva essere, perché secondo me più ancora che droghe pesanti, qualcuno che è salito fatto. Forse facciamo un appello: se qualche artista è mai salito dopo aver fumato a Sanremo, può venire a Tintoria a raccontarlo, perché Esatto. Sì, bisognerebbe chiedere al singolo, diciamo. sì, dicono individuo. articolo 31, ma gli articolo 31 sono stati a Sanremo? O qualche elemento dell'articolo 31? Non credo. Non lo so, non mi ricordo. Secondo me no. Ci sono stati, a proposito di gente che ha parlato di legalizzazione, c'erano stati i Pittura Fresca, se non sbaglio. Che hanno parlato di legalizzazione al festival. Non so se ne hanno parlato, però se non sbaglio i Pittura Fresca erano andati a Sanremo. Vedi. E allora Credo, Sì, sono eh. andati a Sanremo, sono andati nel 97. Forse non è Sanremo la cassa di risonanza che sto cercando per portare avanti la legalizzazione. Credo anch'io. Credo non Peccato sia proprio il posto puntavo. adatto. Peccato perché forse più Mediaset, senti che ti dico. Bisogna Sì. forse più l'Eurovision. A Mediaset hanno fatto ci sono stati dei momenti in cui andava tipo Pannella Generazione X, che era il programma di Ambra del 96, 95, a parlare di legalizzazione. Ma Pannella diede anche in mano un tocco di fumo alla Deusagno, alla Deusagno, madonna, che momento incredibile. Ti ho portato un regalo, lei lo apre ed era un panetto, Madonna, incredibile. E lei tipo disse tipo non posso accettarlo, tipo. Non posso accettarlo. Guarda, come se avessi accettato, purtroppo non posso commettere un reato in televisione. Beh, veramente c'è bisogno di più momenti così. E invece vabbè, no. E in sala stampa quanta gente si fa le canne? Ma che ne so, ma in sala stampa non puoi fumarti le canne. Non è una Ma no. Purtroppo si fumano tutti tante siga nel terrazzo. Sì. Poi devi lavorare ritmo serratissimo. E poi ovviamente non si può fumare in sala stampa, tanto meno le canne, ecco. Certo, giustamente, no, figurati. Non è il podcast che dice dovremmo poter fumare al chiuso, anzi. Esatto. Figuriamoci. Va bene, quindi Sanremo voi lo migliorereste accorciandolo un po'. Sì. Sicuramente accorciarlo è la prima mossa. Sicuramente. Un'altra cosa che mi stavo chiedendo, proprio io davo per scontato dicendo figurati se Sanremo l'ha condotto una donna mai, e invece è successo poche volte, non tantissime volte, ma è successo. Sì. Qualche settimana fa feci un tweet, dall'altro la mia ignoranza, perché ho ripreso ultimamente il mezzo Twitter, sto andando fortissimo, ho tipo 600 follower e sono geloso di tutti e 600. No, avevo twittato, io poi non so niente di televisione, chi sono le presentatrici donne top italiane, e questo per collegarla a questa cosa, quale donna potrebbe presentare Sanremo adesso? Cioè l'anno prossimo Sanremo lo presenta una donna, chi è? Quali potrebbero essere dei nomi? Ma vabbè, Maria De Filippi. Okay. Potrebbe farlo tranquillamente, con tutti i rischi del caso, diciamo. Del caso. Nel senso che potrebbe, cioè, non so quali possano essere le scelte da direttrice artistica, visto... C'è un conflitto di interessi, avendo lei una fucina di... Esatto, che comunque esiste questa cosa qua, non è quello, però insomma... Io non è che sia particolare fan di ciò che esce, viene fuori da Amici, a parte Gaia. Credo l'ultimo caso sia Gaia, che è andata anche quest'anno. C'è lei, poi secondo me di nuovo la Clerici, quando l'aveva fatto era stato super spaccato, aveva spaccato, sì. Perché comunque è quella roba del camp che dicevamo prima. Sì, esatto, che vestiti di tulle rosa, stupenda. Stiamo parlando. Ma anche l'Avventura, secondo me, aveva spaccato. Grandissima conduzione. Che era insieme poi a Paola Cortellesi. Aveva fatto insieme a Paola Cortellesi, se non sbaglio, quindi era stato molto, molto bello. Ma guarda che, cioè,
Allora, adesso le presentatrici grosse, diciamo, sono la D'Urso, che non so su Sanremo. Poi ci sono Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Ilary Blasi. Scusate il parallelo, però sono più o meno, io non so perché le associo. Forse presentarono anche insieme un festival bar a un certo punto. La fine della Marcuzzi coincise con l'inizio... Non so se Ilary Blasi l'ha mai presentato Festival Bar, la Marcuzzi tantissime edizioni. La Blasi non credo. Secondo me c'è stato un momento sì, c'è stato. No, beh, è vero, forse me la ricordo anch'io, sai, sì. Breve. Cioè, forse proprio alla sono fine... date il 5. Esatto, si sono passate la Sì, è vero. È vero, hai ragionissima. Mi ricordavo questo. Io non so niente di televisione, però la Royal Family... Sto vedendo, sai chi l'ha presentato? Erano Cristina Chiabotto, il Mago Forrest e Ilary Blasi. Pensa tu. Edizione... Così. Edizione pazzesca. Assurda. 2006. 2006. Ah, ok. Italia campione del mondo, Ilary Blasi presenta Festival Bar. Campionessa dell'estate. Che estate a casa Totti Blasi. Esatto. E poi che altre conduttrici ci sono? Aspetta. Sì, c'è ancora la Clerici, ancora la Ventura. Io sui più che altro conduttori e sulle conduttrici, cioè in generale ne so 3 italiane. Adesso aspetta, facciamoci venire in mente. Lo chiedo a voi perché io non so niente. Perché poi c'è il mondo di tutte le giornaliste conduttrici che però, insomma, magari con una o un presentatore più smaccatamente tipo televisivo. Daria Bignardi. Ah, c'è Milly Carlucci. Milly Carlucci non ha mai manco fatto Sanremo, però adesso il gusto di Milly Carlucci è forse talmente classico che rispetto alla piega che ha preso Sanremo potrebbe fare un Sanremo mascherato, solo dei baby alieno. Adoro. Che cantano. Sarebbe stupendo. E poi chi altro ci sono di conduttrici? Non lo so, ma la verità è che io faccio fatica anche a pensare a dei conduttori. Perché comunque che non siano già passati di lì comunque. Io le volte che ho visto Sanremo, anche magari, che ne so, degli spezzoni, ogni volta pensavo che comunque è una fatica immane, questa macchina colossale molto, Madonna, molto arrugginita, e tu la devi spostare in avanti lentissima fino alle 2 di notte, e adesso andiamo avanti con questo momento di 6 minuti, e via, 6 minuti. Come si bacia? Vieni qui, spiegaci come si bacia, e vai. Adesso Ibra, mettici 2 ore per dire il tuo nome proprio di persona. Zlatan. Esatto, per dire quanto credi in te stesso. Dillo un'altra volta. Una fatica immonda. Ma invece la co-conduzione come... Cioè, perché io quando la prima puntata l'ho vista quest'anno, la co-conduttrice era... Matilde De Angelis. Io pensavo, ecco, vedi, lei è... Cioè, ha spaccato. Amadeus, Fiorello e lei. E invece poi non c'è più. Io no, ogni sera cambia. Ah, ok. E anche l'anno scorso stasera faceva chi c'è? così. Stasera doveva esserci la Ventura. No, domani era la Ventura. Stasera domani. c'è Barbara Palombelli. Amo. Ma davvero? Sì. Pensa che è uno di quei nomi che io ho detto figura, cioè pensavo, non lo dico neanche. Invece era già in conferenza stampa stamattina con gli occhiali da sole, boss. Adoro. Sto googlando. Ah, ok, so chi è. È la moglie di Rutelli. La moglie di Rutelli. Nonché conduttrice, esatto. Conduttrice di Forum. Infatti stamattina in conferenza stampa ha parlato di Forum, dicendo che Forum va benissimo. Ci mancherebbe. Sì, ci mancherebbe. È un grandissimo programma. Ma incredibile. Ve lo dico, Forum va alla grande. Io sono qui per farvi un favore, ok? Barbara... Sì, esatto, è stato così, esatto. No, ma lei spacca. A Barbara non la chiamano, mannaggia. Barbara non la chiamano, troppo Mediaset. Sì. Troppo Mediaset. Sì, assolutamente. Cos'è che stavamo dicendo? Non mi ricordo più. Aiuto. Conduttrici, co-conduttori. Ah sì, no, della co-conduzione. In realtà è questa formula che ha fatto Amadeus l'anno scorso di prendere tutte le donne e metterne una serata, tenendo come base solida lui e Fiorello, e l'altro anno anche Tiziano Ferro, quest'anno Achille Lauro, ma non fa il co-conduttore. Però effettivamente come ospite fisso. Sì, poi anche altri anni, tipo Conti aveva avuto delle co-conduttrici, tra cui la Maria De Filippi, che era venuta a condurre l'ultima puntata, se non sbaglio era Conti. Sì, certo. Sì. Per cui sì, è una cosa che si fa ogni tanto, però sarebbe meglio avere
una co-conduttrice fissa che sta sempre lì, come è stato fatto Infatti. tante volte. Cioè Fazio l'ha co-condotto nel senso che era il suo Con la fiorello con la Letizia. con la Letizia loro esatto avevano un ruolo paritario, mentre Sì. no, infatti l'anno prossimo dovrebbe fare una donna comunque, basta, e cambiarsi i balletti come vuole ogni sera. Sì, o anche appunto avere una coppia. Ma una coppia fissa. Sì. Solo che non è facile trovare coppie che funzionino. Poi quella roba lì, Sanremo dicono tutti che, cioè, in effetti è molto complesso, raga. Sono 5 sere lunghissime. Di fila. No, Cioè. Comunque devi essere una persona che la Lucido televisione come- l'ha fatta e cioè proprio che ne ha vista di passare di acqua sotto i ponti, sotto le telecamere, perché comunque sia una fatica immane, una pressione incredibile e non puoi sbagliare niente, ci saranno degli errori e ti sembra di star facendo il momento più importante della tua vita, quindi comunque sia devi essere bello Sì, scafato. devi essere scafata. molto bravo. Non è un palco per Sì. principianti, quella roba lì. No, è quello. No, anche perché poi, raga, cioè, tutti guardano e tutti diranno la loro opinione su di te. Sì, Tutti i giornali, tutte le radio, ma tutte le persone sui social, quindi devi essere molto, secondo me, pronto anche ad affrontare un tipo di ritorno del genere, no? Sì, anche perché pure se vai bene, statisticamente non piacerai tipo No. a 8 milioni di persone che lo scriveranno, Esatto. cioè, quindi 8 Che lo milioni di scriveranno sui merda, social, esatto. tanti. Cioè, pure se c'hai un po' di corteccia, 8 milioni di fai schifo ogni mattina per una settimana, sai la fai tipo, buongiorno anche a voi. Sì, esatto. Quindi allora, non è semplice, diciamo. Ma avvierei la puntata verso la chiusura, così vi lascio liberi di uscire in questo Friday night. In questo arancione rinforzato che c'è a Milano. Arancione corretto. Come siamo fortunati. Guarda. Che cos'è l'arancione rinforzato? Cioè, Ma cosa che cazzo ne so, guarda. È tipo l'arancione, ma chiudono le scuole e non puoi andare nelle seconde case, quelle robe lì. Cioè, okay. Il cambiamento più grosso è che chiudono le scuole. Ok, quindi a voi non vi riguarda direttamente. Cosa vorresti dire? Sembriamo giovani, ma non così tanto. No, sì, vi avevo collocato nella fascia universitaria, diciamo, e non liceale. Non più liceale da poco, diciamo triennale. Sì, pronostici su questa edizione. Chi vince? Per citare invece Masterchef, che invece ho guardato, chi vince? Non lo so, io non capisco mai niente di chi vince, sbaglio sempre. Vedo bene, a parte i gusti personali, vedo bene, vabbè, Ermal Meta per forza perché lo dicono le classifiche, vedo bene anche, secondo me potrebbe stupire anche Noemi con la Pesce di Martino, Fedez Michelin come cose. Sì, anch'io dico, cioè vorrei tantissimo con la Pesce di Martino, più probabile Fedez e Michelin come vincitori. Un premio speciale di qualsiasi natura a Orietta Berti. Sì, lei sono migliori costumi. Date un premio a quella donna comunque. A quella donna velocemente. Mito totale. E basta, sì. Poi ci sono appunto, non credo che Ermal Meta però vinca. Ma lui non era arrivato in finale un anno. Lui ha vinto con Fabrizio Moro. Ha vinto. Poi dicono anche Annalisa nei commenti. Anche Annalisa si sta difendendo molto bene. Sì. Vediamo, raga. D'altronde abbiamo ancora 14 ore di diretta. Secondo te, Daniele, chi vince? Secondo me vincerà la musica, la bella musica. No, non lo so, non sono proprio in grado di capire, per questo ve lo volevo chiedere, perché cioè io sentivo le canzoni e dicevo questa è bella, questa è meno bella, e poi vedevo la classifica e dicevo ma io non ho proprio capito allora come funziona questo gioco, sto seguendo il programma male evidentemente, perché non può essere, però cioè appunto a me piacevano i cose anche. Non vinceranno mai. Però, ma diciamo che se quest'anno deve essere l'anno, no, del ringiovanimento, non lo so, dovrebbe vincere qualcuno, diciamo, di quella quota lì. Con la Pesce di Martino non mi dispiacciono, poi sicuro me ne sto dimenticando tanti, vabbè, tantissimi. Francesco Renga dovrebbe Francesco Renga, che salutiamo, prossimo ospite di Tintoria. Angelo Pezzone. Quello Pezzone, sicuramente Pezzone.
con quello sei almeno da podio a Sanremo. Sì, Vai sì. Ma mica ha vinto. Ha vinto Sì. Sanremo. Ha vinto, sì. infatti. Sì, sì. Vedi. Vedi che tu sei la giuria demoscopica. Sono io, demoscopico vuol dire tinti, a sorpresa. In greco. Chi l'avrebbe mai detto? È vero, Willy Peyote che ha fatto io ho sentito solo tipo la prima sera, la seconda sera, non ho capito, è una canzone polemica anche contro Sanremo? È una canzone polemica a partire da Sanremo su tutto. Okay. È tutto brutto. Ogni È verso c'è una tutto polemica. brutto tranne lui, mi sembra che sia il riassunto della canzone. Però, insomma, non è male come pezzo, cioè No, come ritmo e tutto, però un po'. Vabbè, abbiamo capito, ok. Cioè, se l'è legata a anche Gamon ha spaccato, però Gamon, tra l'altro purtroppo, Gamon ieri nella serata dei duetti cosa non tutti ha a fatto? casa, Tutti a bravissimo, Cosa ha fatto fantastico. ieri lui? Che Ha chiamato i neri per caso e hanno fatto un medley incredibile, bravissimi tutti. Sì, Gamon è un bel tipo. Nondini anche, che Nondini, certo. Bellissimi. Li hanno un po' inquadrati male, cioè c'erano tutto lo stacchetto coordinato, però facevano quasi sempre primi piani su Fulminacci e quindi non si vedeva tutto il momento così. Tra l'altro Nondini che si è preso i primissimi piani della tromba di Roy Paci, mentre dietro succedeva di tutto, dietro qualsiasi cosa, però ne guardava di la licenza poetica di cambiare una strofa di Penso Positivo. Allora, io avevo detto che la puntata andava verso la fine, però io ho fatto delle domande su Instagram e ve ne devo fare almeno un paio. Perché dai, io non ho problemi. Io sì, però Io sì. continua a chiamarmi da lavoro, ma sto mettendo giù. Posso farlo ancora un paio di volte. Vai. Allora, vediamo un po'. Questo è un po'. La figura barbina, questo io non sono necessariamente d'accordo con quello che scrivono. La figura barbina delle nuove promesse che steccano male, cosa dice della nostra società? Infatti non vi ho parlato di questo. Sanremo Giovani invece quanto cambia la vita? Poco. Molto poco. Può essere un po' un inizio, ma pochissimo. Può essere un po' un inizio, ma tanta gente, essendo eliminata la prima sera, va lì e fa solo un passaggio alle 9 è finita lì. Però, insomma, dipende. Cioè, quando diventa passaggio automatico per andare nei big, cioè se lo vinci e poi passi automaticamente nei big, può effettivamente essere una bella spinta, ma se no... Mahmood aveva partecipato anche ai però l'avevano fatto prima, a novembre, dicembre, poi era andato c'era proprio un regolamento diverso quell'anno lì. Ok, vabbè, auguriamo. E chi sono i giovani bravi? Io conosco solo Vrongo New. Quest'anno adesso in finale c'è Rongo New, c'è Davide Shorty. Shorty era carino. C'è una ragazza che si chiama Avincola l'hanno eliminato. Come no? Sì. Ah, pure, mannaggia. Vabbè, pure, non so manco chi sia. Folcast. No, perché poi qual è il problema? Che questi li mettono all'inizio, dopo... Cioè, esatto, poi i 4 sono una roba i 4 che dura finalisti. 12 ore. Vai. I 4 finalisti sono Davide Shorty, Rongo New, Folcast e Gaudiano. Ah, Gaudiano era, non Avincola. Gaudiano. Ricordate quando facevano la coppia comica? Io sono Gaudiano che fa il tronista. C'era Io sono Catiana e Valeriana. Catiana e Valeriana e Claudio Bisio che faceva Claudiano. Sì. Esatto, Gaudiano. Stasera c'è la finale dei giovani. Allora tifiamo per i giovani. Va bene, questa era l'unica domanda che ho selezionato dal pool di domande perché poi no, succede spessissimo che un sacco di domande che mandano poi già ne abbiamo parlato durante la puntata. Va bene, vi ringrazio tantissimo. Invito entrambi a tornare a fare un tintoria di persona quando si potrà, così mi firmate il poster. Molto volentieri. Grazie mille di aver partecipato. Grazie, Daniele. Su questo incredibile festival che a questo punto seguirò con ancora più interesse e ancora più informato di prima. Siamo felici di averti fatto cambiare idea. Esatto. Gruppo d'ascolto faremo. Ora sono un fan, vedrete ancora più tweet. E ringrazio tutti gli spettatori e spettatrici. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Grazie. Ciao a tutti.